E adesso leggo la motivazione del primo premiato, è una firma prestigiosa del giornalismo internazionale. Autore poliedrico, si è affermato grazie al nuovo modo di concepire il giornalismo sportivo. Oggi è uno dei punti di forza della testata giornalistica sportiva della RAI. Questo perché ha saputo fondere il ruolo dell'opinionista con quello del cronista, spesso congiungendo i fatti sportivi con la realtà sociale che li circonda. Innegabile il suo impegno diretto nel valorizzare il concetto di sport inteso nella forma più sana e distante da biasimabili atti di violenza. Un uomo di sport, soprattutto. Quindi un grandissimo professionista. Nel suo album di ricordi i fasti del Catania Calcio, che ne fanno riscoprire l'amore che lo lega alla sua città, una nostalgia che oggi gli fa sperare di poter chiudere la carriera raccontando il ritorno in auge della squadra rossazzurra. La giuria del premio Top Sprint ha deciso di conferire il riconoscimento a Franco Zuccalà. A questo punto dovrebbe arrivare Sergio per fare una chiacchiera, fare delle interviste. Però prima vediamo chi è Franco Zuccalà. Lo conosciamo tutti, ma vediamolo con una scheda filmata. Catanese, nato in via Libertà, 53 anni, inviato speciale della testata giornalistica sportiva della RAI, sposato senza figli. Oltre che alla Sicilia, ha lavorato da capo servizio sportivo a Telestar di Palermo e al Tutto Sport di Torino. È stato collaboratore fisso del giornale di Montanelli, capo servizio ad Antenna Sicilia, caporedattore dell'edizione siciliana della Gazzetta dello Sport e poi della RAI di Milano. Ha curato per 8 anni i programmi calcistici di RAI USA, giornalista da 36 anni. È autore di 18 home video calcistici. Mondiavolo detiene il record mondiale di vendite, 100.000 copie, incasso 3 miliardi andati a RAI e Fininvest in società per la prima volta. Ha giocato a calcio, alla sinistra, ha fatto l'arbitro, dilettanti e promozione, ha scritto per 72 giornali e riviste italiane e straniere. Nella sua carriera ha intervistato personaggi della politica, Henry Kissinger, ex segretario di Stato degli Stati Uniti, dello sport, da Pelé a Maradona, eccetera, e ha visitato circa 80 paesi, dall'Australia alla Tasmania all'Alaska, ma non è mai stato a Lipari. Vorrebbe chiudere la carriera presto facendo un servizio sul Catania in Serie A. E questo è Franco Zuccalà, o meglio una parte di Franco Zuccalà. Non so se avete capito, non smetterò mai di fare il giornalista. Tu mi hai anticipato, io volevo proprio dirti questo tuo desiderio è perché non vuoi andare in pensione. No, io spero veramente, il giorno in cui il Catania andrà in Serie A, scriverò finalmente qualche articolo sul Catania e poi finalmente andrò in pensione. È una promessa che faccio. Noi ovviamente ci auguriamo che questo avvenga il più presto possibile. Certo. Franco, 36 anni di giornalismo, 36 anni di successi, di incontri, di viaggi, cosa ricordi in maniera più piacevole? Purtroppo il mio futuro è alle mie spalle ormai, come sapete, ma purtroppo mi sono vicino alla pensione e questa è l'unica cosa. Spero di chiudere in bellezza e di cercare di fare ancora qualche cosa, ma ormai è stato fatto tutto. Partiamo dalle esperienze locali, prima di arrivare alle grandi esperienze. Tu hai cominciato anche da caposervizio ad Antenna Sicilia, proprio l'emittente che ci sta ospitando con questa trasmissione stasera. Cosa ricordi di quei periodi? Forza Catania, no? 10 puntate, abbiamo rimescolato, abbiamo ritrovato tutti i grandi campioni del passato, li ho intervistati, li ho portati alla ribalta. Non credo che sia stato mai fatto questo. Tu oltre ai campioni sportivi hai intervistato anche grossi personaggi, Henry Kissinger che allora era il segretario di Stato degli Stati Uniti, poi hai intervistato anche a livello sportivo Maradona, Pelé. Ecco, questi personaggi grossi, come sono? Cosa ti ricordi di loro? Loro sono molto più bravi di coloro i quali li intervistano perché sono sempre sul set e quindi mettono in imbarazzo chi fa le domande. Tu hai praticato calcio sia da ala destra, mi pare, calciatore, sia da... No, sinistra, alla sinistra. Molto sinistra. Eri mancino? Molto sinistra per altri versi. Poi lo hai praticato anche come arbitro. È una parentesi nera nella mia vita. Nera nel senso di giacchetta nera.
Sì. Senti, poi innanzitutto quali delle due carriere ti soddisfaceva di più, quella di calciatore o di arbitro? E perché non hai continuato? Per quali eri più portato? Perché poi sei passato dall'altra parte della barricata a fare il giornalista? Per i soldi, perché fare l'arbitro non si guadagna niente, mi hanno offerto di fare il giornalista professionista e quindi l'ho fatto. Un saluto al pubblico catanese, perché sempre ti segue, ti apprezza, ti ammira, ti stima ed è sicuramente contento di vederti questa sera. Io ringrazio tutti per questo premio, l'ho accettato proprio perché era a Catania, un mese fa me l'hanno dato i leghisti a Varese e quindi si vede che proprio Sei l'uomo che unisce l'Italia. Sono simpatico, sì, unisco l'Italia. Beh, comunque vi ringrazio veramente, io vengo spesso a Catania, una volta al mese vengo qui. Hai tanti amici, fra l'altro, proprio nella nostra televisione, nel nostro quotidiano La Sicilia. Amici, affetti, e poi Flaminia è nata da una nostra riunione con il direttore Ciancio, con Mimmo Tempio, il caporedattore della Sicilia, con la signora Guarnaccia, che è lì a dirigere da tanti anni. Abbiamo scelto Flaminia quando ha cominciato a fare la sua carriera. I primi anni di Antenna e di Flaminia, forse. Siamo nati televisivamente tutti. Oh, lei è nata, io ero nato un po' prima. D'accordo, allora Franco Zuccalà. Adesso è il momento fatidico della consegna del premio, quindi facciamo entrare questo premio, ci avviciniamo anche più avanti per esigenze televisive e per consegnare il premio a Franco Zuccalà chiamiamo l'assessore regionale allo sport e turismo, onorevole Sebastiano Spoto Puleo. Assessore, grazie per essere. Generalmente noi non facciamo mai parentesi con le personalità politiche per vari motivi. Non vogliamo assolutamente dare nessun tipo di indirizzo al premio, non lo ha mai avuto e vogliamo continuare. Intanto stiamo vedendo il premio, questo ippogrifo. All'inizio Flaminia spiegava la motivazione del premio ippogrifo. Dicevo, noi non vogliamo parlare con i personaggi politici per vari motivi, ma l'assessore Spoto Puleo e gli altri personaggi politici che stasera interverranno qui hanno certamente bisogno di una parentesi, perché in un momento così difficile hanno veramente sostenuto il premio Top Sprint, hanno veramente sostenuto questa iniziativa perché l'hanno davvero vista come forma turistica, come forma di incremento di sviluppo, di incremento di immagine per la Sicilia, Assessore. Ma io vorrei dire intanto che i giornalisti avete libertà di parlare dei politici, bene o male. Non si può parlare solo male. Siete voi a darci lo spunto, bene o male? Se capita parlatene anche bene, dico, quando capita l'occasione. Anche voi. Ma il fatto di essere qui, un po' di fatica fisica, soprattutto avere lasciato del lavoro da fare, ma sono contento di essere qui perché non è una manifestazione qualunque, è una manifestazione che esalta la sicilianità e quindi credo di compiere anche il mio dovere essendo qui presente. In particolare premiare un giornalista che si è dedicato allo sport come assessore allo sport in un momento nel quale la Sicilia sta puntando molto sulle manifestazioni sportive anche per un rilancio di immagine a livello mondiale, quindi veramente spesso magari certe frasi si usano di circostanza, ma io sono veramente felice di essere accanto ad un personaggio che ci onora e che porta il nome della Sicilia in giro per il mondo con una ricaduta certamente positiva in un momento nel quale ne abbiamo grande bisogno. E allora consegniamo adesso il premio a Franco Zuccalà dall'assessore Spoto Puleo. Eccolo qua, un applauso, se lo meritano. No, non abbiamo ancora finito. Non abbiamo ancora finito perché io questa chicca dell'America te la volevo lasciare per la fine. Assessore, grazie.